Buonasera a tutti, questo è il nostro quarto appuntamento della nostra rassegna di primavera. Gli ospiti di oggi sono alcuni dei componenti dell'associazione Chine Vaganti e presentiamo il loro ultimo bellissimo lavoro, Cagliari 1970, Tracce oltre la leggenda. Un'antologia di racconti che ha come filo conduttore quell'avvenimento memorabile che fu appunto lo scudetto del Cagliari 50 anni fa. Sono collegati con noi alcuni componenti di Chine Vaganti, dell'Associazione Culturale Chine Vaganti, e quindi Daniele Mocci, che è una conoscenza di lunga data a Serramanna, è stato il nostro ospite della biblioteca di Serramanna anche poco più di un mese fa, scrittore e tante altre cose che ci racconterà. Poi abbiamo un disegnatore, Giacomo Puzzu, e poi abbiamo il direttore di questo progetto che si chiama appunto Alessandro Cauli. Benvenuti. Buonasera. A voi, buonasera. Il vostro lavoro c'era stato già presentato da Marcello Lasio già diversi mesi fa, il libro è uscito poco più di un anno fa e non era stato ancora possibile, causa anche pandemia, riuscire a incontrarvi, parlare con voi di questa bellissima iniziativa e quindi adesso è l'occasione giusta. Ci troviamo a casa di Maria Grazia Melda, la nostra insomma amica del Pungolo, nonché socia fondatrice, la mamma del Pungolo. La mamma del Pungolo, come mi definisco. Come si era definita in un'altra occasione, e quindi do il benvenuto a tutti quanti. Possiamo da subito cominciare la nostra conversazione. Volevo appunto invitarvi a raccontarci come è nato Chine Vaganti. Partiamo dall'inizio, da Bovo, proprio come si dice. Come è nata questa associazione, chi sono stati i fondatori, quali sono un po' le attività che avete anche realizzato in oltre 20 anni, mi pare, di iniziative, vero? Sì. Sì, quasi 23 anni e mezzo ormai. Allora, inizio io per questione di anzianità. Buonasera a tutti, sia ai nostri agli ospiti, nel senso che chi ci ospita, quindi grazie per questa serata, per questa iniziativa, e anche grazie a chi sta seguendo la diretta. Chine Vaganti nasce ufficialmente nel novembre del 1997 a San Gavino Monreale, ma diciamo che la cosa era già un po' bolliva in pentola già quasi un anno, un po' meno di un anno in realtà. È nata dall'iniziativa primigenia di tre persone: Marcello Lasio di Serramanna, proprio, che salutiamo, io che all'epoca vivevo ancora nel mio paese, cioè a San Gavino, Andrea Fiori, un disegnatore che è stato con noi per diverso tempo e poi per questioni di lavoro è dovuto andare via dalla Sardegna, adesso non è più un socio attivo. A questi tre si sono aggiunti per questioni di fumetti, ecco, eravamo appassionati di fumetti, avremmo voluto scriverli, qualcuno come me aveva già fatto dei corsi anche a Cagliari, però eravamo proprio alle prime armi come autori, eravamo grandi conoscitori e collezionisti. A noi tre poi si sono uniti quasi subito altri tre, che sono Maurizio Nonnis, disegnatore, Giorgio Concu, disegnatore e pittore, e Giorgio Casu, anche lui disegnatore, oggi è pittore, è famoso, conosciutissimo muralista anche a livello internazionale. Da queste 6 persone, dopo un po' di chiacchierate su cosa fare, come farlo, è nata Chine Vaganti. Inizialmente per fare fumetti, dicevo, quindi abbiamo quasi subito, con suggerimento di qualche anziano, avevamo 2 padrini importanti, uno di San Gavino, che è un grandissimo pittore che è scomparso 7-8 anni, quasi 8 anni fa, che era il signor Angelo Corrias, noto tatano, che è stato per tanti anni prima allievo, poi collaboratore di Aurelio Galleppini, il creatore grafico di Tex, che lui era un mezzo sardo e nel dopoguerra faceva i corsi di disegno a Cagliari, con Cagliari bombardata.
E l'altro era Franco Puzzolu, anche lui ormai è scomparso, un grandissimo amico, una persona eccezionale di Serramanna, come ben sapete, conosciuto moltissimo per i milioni di vignette che ha fatto per l'Unione Sarda, ma noi abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscere anche tutta la produzione pittorica e vignettistica macabra precedente al lavoro dell'Unione Sarda, che è qualcosa di stratosferico, e ancora non capiamo come una figura come Franco non abbia ancora ricevuto i riconoscimenti doverosi che la sua arte meriterebbe. Questi sono stati i nostri due fari di partenza, più qualcuno che ci ha aiutato anche a livello, diciamo, burocratico-amministrativo, consigliandoci di uscire fuori, di farci vedere con un evento. E così nell'aprile del 98, qualche mese dopo, abbiamo fatto Viaggio nel fumetto, che per 2 anni abbiamo portato avanti una rassegna di fumetti con fumettisti anche di fama, con mostre, iniziative per le scuole. E così nel nostro programma c'era un sogno nel cassetto: fare una rivista fatta da noi. Questa rivista riuscimmo a farla proprio all'ultimo, poco prima della prima edizione di Viaggio nel fumetto. Si chiamava Macchie d'inchiostro, la copertina ce la regalò proprio Franco Puzzolu, e dalle macchie proprio di inchiostro che lui aveva, c'era un'illustrazione con una boccetta di inchiostro di china, ed era tutto sporco di macchie, di schizzi di inchiostro. Da quelle macchie noi abbiamo dato il nome alla rivista. E lì è stato proprio l'inizio. Poi da lì sono successe tante cose, ma mi fermerei perché sennò è troppo lunga, poi semmai la riprendiamo a pezzettini. Allora, ormai siete un gruppo abbastanza conosciuto che ha delle firme prestigiose che lavorano molto bene anche per l'editoria nazionale o a livello anche internazionale, poi sarete voi stessi che appunto farete qualche nome. Io volevo chiedere invece, parlare un attimo invece con il disegnatore adesso, con Alessandro Cauli. Alessandro Cauli mi sembra un po' più giovane. Però no, sono io il disegnatore, sono io. Giacomo Puzzo, disegnatore, scusa. Mi sembri un pochino più giovane. Com'è nata invece il tuo avvicinamento a Chine Vaganti? Sei anche tu, come dire, hai fatto un percorso comune oppure ti sei avvicinato successivamente? No, allora, vabbè, io sono molto più giovane rispetto a quando Chine Vaganti è nata. No, vabbè, no, è vero, quando Chine Vaganti è nata io avevo 6 anni, quindi non... Certo. Però, diciamo, il mio avvicinamento all'associazione è avvenuto tramite un corso di fumetto fatto appunto a San Gavino. Di dove sei? Io sono di San Gavino, Sì. Quindi, diciamo, ho partecipato a questo corso di fumetto tenuto anche da Daniele, che curava Daniele e Andrea curavano la parte, Andrea Pau curavano la parte di scrittura, sì. Mentre invece Maurizio Nonis e Jean-Claudio Vinci curavano la parte di disegno. E io partecipai se non ricordo male, era il 2014 forse. È probabile, o 14 o 15, guarda. Perché, no, credo sia 14 perché poi, terminato questo corso, ho deciso appunto di entrare a far parte di Chine Vaganti e dal 2015 sono socio e da ormai 2 anni sono anche il presidente dell'associazione. Quindi diciamo è avvenuto sempre tramite il fumetto, anche se io poi diciamo che sono più un illustratore e pittore piuttosto che fumettista. Ogni tanto mi dedico anche al fumetto, però sono un po' scarso, quindi preferisco dipingere e fare illustrazioni. Ascolta, è una passione oppure hai fatto anche degli studi particolari? No, è una passione. Io sono un ragioniere. Io sono ufficialmente diplomato in ragioneria, quindi non c'entra nulla. I miei studi non c'entrano nulla con quello che faccio oggi con Chine Vaganti. Volevo chiedere a Daniele, scusa, ma il corso di cui parla Giacomo è un'edizione del corso che avete fatto anche a Serramanna in quegli anni? Noi ne facciamo... Come?
C'era anche Jean-Claude, se non ricordo male. Gian-Claudio, sì. Sì. Jean-Claude alla fine, Jean-Claude. Sì, ma tanto ormai li abbiamo... Sì, tanto è il socio che ha ricevuto più nomi, più storpiature del nome e poi addirittura anche cambi di nome. Lo chiamiamo in tutti i modi anche noi, per cui non c'è problema. Diciamo che noi abbiamo cominciato a lavorare con i corsi e con i laboratori, con le scuole già dal 98, proprio subito, sfruttando un po' anche la formazione che noi stessi avevamo ricevuto dalla Sardinian School of Comics, che era la scuola di fumetto di Beppi Vigna, Michele Meda, Silvio Camboni a Cagliari. All'epoca alcuni di noi l'hanno fatta e quindi con le conoscenze che avevamo e con un po' di buona volontà, così abbiamo cominciato quasi da subito con le scuole. Questi corsi poi li abbiamo sviluppati studiando, continuando a fare esperienza, pubblicando e continuando a fare corsi, perché secondo me una delle cose che io dico per me, ma non credo di essere l'unico, che mi ha insegnato di più a migliorare la professione è proprio insegnare in questi laboratori, perché sei costretto costantemente a smontare e rimontare tutto quello che conosci. E più qualcuno non lo capisce, più sei costretto a rispiegarglielo, quindi a rispiegarlo prima a te stesso. E ti entra talmente bene in testa che alla fine trovi anche soluzioni che non pensavi che potessero esistere in questo meccanismo. E quindi Giacomo ha avuto, tra virgolette, adesso sto un po' anche scherzando, però la fortuna di beccarci in un momento in cui queste cose le avevamo acquisite già da diversi anni, ecco, le facevamo abbastanza in automatico. Oggi alcuni di noi, io e Andrea Pau, siamo per esempio docenti alla scuola Fumè, sempre a Cagliari, e Marcello all'Accademia di Cagliari, Marcello Lasio, quindi tutta quella formazione fatta anche all'inizio e tutti questi corsi fatti nei paesi, nei comuni, a Serramanna, a San Gavino, a Guspini, ma davvero dappertutto. Io ne ho fatto a Bosa per 5 anni, a Quartu, Usellus, insomma dappertutto veramente ci hanno dato la possibilità proprio anche di fare anche un po' un saltino e di entrare proprio come docenti in alcune scuole vere e proprie. Sì, adesso parliamo invece con Alessandro un attimo. Invece Alessandro, tu hai avuto l'idea inizialmente, vero, di questa pubblicazione, di questo lavoro? La mostriamo in sincrono, no? Aspetta che non sto centrando. Ok. Io non ce l'ho in questo momento. Male. Ci vuoi raccontare, Alessandro, come è nata questa idea, come l'avete costruita? Sì, allora l'idea, diciamo che negli ultimi anni Chine Vaganti ha sempre proposto dei progetti collettivi che riguardassero più soci. C'è stato per esempio Ayaya, che è un libro che tratta della questione dei migranti, dove abbiamo intervistato dei ragazzi ospiti dello SPRAR. Eccolo, lo sta mostrando Giacomo in questo momento. Poi c'è stato un calendario e c'è stato ovviamente il libro del ventennale, ecco, certi maestri del ventennale dell'associazione Chine Vaganti. Quindi insomma si discuteva un po' su che progetto riuscire a portare avanti l'anno scorso, appunto. Insomma, vedendo che nell'aria c'era la discussione sui 50 anni del Cagliari di questo anniversario, io ho pensato, tramite anche altre suggestioni letterarie, di provare a raccontare non tanto la grande storia e i protagonisti di vicende magari sportive su cui in realtà forse pochi di noi sono ferrati, ma di sfruttare, tra virgolette, in senso buono ovviamente, questo avvenimento come cornice narrativa per raccontare sia la piccola storia e le piccole storie, sia quello che succedeva sia in Sardegna che in Italia, perché poi insomma, anche se la maggior parte delle vicende sono ambientate in Sardegna o fanno riferimento alla Sardegna, c'è comunque anche qualche riferimento alla macrostoria politica italiana. Per esempio
mi viene in mente il racconto di Eleonora Carta, Una per tutte, che cita il golpe borghese. Adesso non spoileriamo troppo il suo racconto, comunque insomma quello che ci interessava raccontare era il fatto che il 1970 è appunto un anno molto ricco di avvenimenti, come appunto l'esplosione della strategia della tensione. Di pochi mesi prima appunto c'è la strage di Piazza Fontana. Come risposta a questo evento cominciano a nascere anche le prime formazioni che praticheranno la lotta armata, si comincia a parlare di controcultura con i primi gruppi musicali psichedelici e prog, arrivano i fumetti Marvel tramite la casa editrice Corno, quindi ci sono insomma un sacco di eventi che riguardavano molte nostre passioni, oltre ai fumetti, anche politiche, letterarie, musicali, eccetera. Quindi insomma io ho proposto una bozza di questo progetto, è piaciuta e si è deciso di portare avanti questa cosa. La novità rispetto ai progetti precedenti è che per la prima volta, nonostante insomma i soci di Kine fossero già attivi nel campo dell'editoria italiana, nazionale e anche internazionale, come avete detto noi prima, però a livello di collettivo i precedenti progetti erano stati sempre autoprodotti. Questa volta ci siamo voluti invece interfacciare con un editore, che è un editore che esiste da poco in Sardegna, quindi insomma anche lui era interessato a sperimentare nuove strade, quindi insomma abbiamo deciso di provare questo canale per la prima volta come collettivo e non come singolo. Allora, mi sembra anche con ottimi risultati, considerato che voi avete lavorato soprattutto nel primo periodo della pandemia, quindi insomma anche un momento particolarmente sensibile, ancora tutto da sperimentare, da costruire. Come siete riusciti a coordinarvi? Perché mettere insieme 12 persone, 12 scrittori, 12 illustratori e altre figure importanti che vi hanno aiutato a collaborare, la copertina per esempio è di Otto Gabos, al secolo Mario Ricci, Sì. Che mi sembra una persona insomma come voi di grande taratura, fama internazionale, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Bologna. Sì, Mariotto è un nome importante, insomma. È un pezzo da 90, Mariotto, sì. Davvero. Sì, in realtà le persone coinvolte poi alla fine sono quasi 30, 29 o 30, adesso non ricordo con precisione, sì. Perché poi abbiamo chiesto per esempio una prefazione a Matteo Crucu, che è un giornalista responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera, che è di origini sarde, insomma, avendo seguito anche lui gli avvenimenti sportivi e gli avvenimenti culturali, insomma, è molto sensibile a queste cose, quindi ha accettato subito di partecipare al nostro progetto. La postfazione è di Omar Onnis, che lo stesso è un noto studioso di storia, di politica e di filosofia sarde. Abbiamo coinvolto anche un linguista, Cristiano Urru, per quanto riguarda insomma la revisione di alcuni passaggi, perché nonostante insomma la maggior parte dei racconti siano scritti in italiano, ci sono comunque anche degli inserti in lingua sarda, quindi insomma per evitare anche lì di rincorrere in errori abbiamo coinvolto anche Christian, che ci ha dato una mano. Come scrittori poi siamo in 13 invece, perché un racconto è stato scritto a 4 mani da Francesca Spanu, che insomma è una scrittrice, organizzatrice di eventi culturali, e da Leonardo Uda, che invece era alla sua prima esperienza. E quindi l'idea appunto era quella poi di abbinare i 12 racconti. Abbiamo scelto prima di tutto di pubblicarne, di scriverne 12 a simboleggiare un po' gli 11 giocatori che scendono in campo e il 12° che sarebbe un po' insomma lo sguardo, lo spettatore.
dell'evento. A ogni racconto, come dicevo, è abbinata un'illustrazione che un po' sintetizza lo spirito del racconto, ed è abbinata anche una canzone, quindi è per questo che il retrocopertina ha l'immagine di un vinile, di un vecchio vinile a 33 giri con tutti i brani usciti nel 1970 che fanno un po' da colonna sonora quindi al suddivisi racconto e a questo video. lato A e lato B come non li dici. Sì, certo. Non lo so, vogliamo leggere qualcosa anche per cominciare a entrare un po' all'interno di questa. Sì, vuoi iniziare Daniele? Come volete, se volete inizio io. Sì, okay. Dai Daniele, sì. Vi leggo la prima parte, diciamo l'incipit del mio racconto, che poi è anche quello che apre il libro. Sì. Poi ne parliamo se volete. Si intitola Sant'Elia, aprile 1970, le illustrazioni di Antonio Lucchi. Esatto. Per chi non lo sapesse, io prima non lo sapevo, la data ufficiale con cui il Cagliari si è aggiudicato lo scudetto è il 12 aprile. Io non sapevo. Nella partita, vero, Cagliari-Bari, è giusto questo, Cagliari-Bari. Sì. Giocata all'Ansicora, quindi già nell'aprile ormai lo scudetto era già conquistato e portato a casa, quindi possiamo dire insomma, 51 anni fa. Ormai 51. Esattamente, ormai sono 51 tra 3 giorni, ecco. Dirlo solo adesso, perché altrimenti mio marito non l'avrebbe fatta entrare se avesse saputo. Io mi sono preparata. Perché a casa mia tutti dobbiamo conoscere la formazione del Cagliari che ha vinto lo scudetto e pure il brano Lo scudetto in Sardegna, se vogliamo cenare. Sono quelle cose minime senza le quali non è possibile essere. Neanche la prima elementare, insomma. Va bene. Giustamente dicevate che l'illustrazione di questo racconto di Antonio Lucchi, che è un amico, un carissimo amico, è un fumettista, un disegnatore di fumetti straordinario, è sassarese. Nel nostro caso è stato proprio molto motivo di ispirazione, oltre che il testo del racconto, anche la canzone che accompagna questo racconto, che è Run Through the Jungle dei Creedence Clearwater Revival, che è un gruppo che ho proprio tatuato all'interno delle pareti del cuore, per quanto siano più vecchi di me e io li abbia scoperti quando loro già non suonavano più e non incidevano più, è uno dei miei gruppi più importanti, diciamo, della mia vita, ecco. E ha un senso anche su questo racconto, anche il testo di questa canzone. Uscimmo dalla casa del disco e ci mescolammo alla gente che passeggiava sotto i portici. Dopo pochi metri allungammo il passo fino a trasformarlo in una corsa. Un tipo si indignò perché lo avevamo sfiorato e ci lanciò qualche improperio. Roba troppo morbida anche per un bambino di Sant'Elia, figuriamoci per noi. Tutti gli altri nemmeno ci videro, presi com'erano a sbavare di fronte alle vetrine o a sorseggiare caffè nei tavolini all'aperto. Molti camminavano con l'Unione sotto il braccio o si fermavano all'improvviso per sbirciare la pagina dello sport. In effetti erano trascorsi appena 10 giorni dal 12 aprile. Al semaforo della Rinascente ci fermammo. Sapevamo come guardarci alle spalle senza voltarci. Nessuno ci aveva seguito e proseguimmo lenti verso la fermata del tram. Una pantera sfrecciò in via Roma, il braccio di un agente sbucò dal finestrino e Mario si allarmò. «Oh, Paolo, quelli ci hanno salutato!» «Chi? I poliziotti!» gli sorrisi. «Ma vai!» Sul tram tirai fuori da sotto la maglia il 45 giri appena espropriato ai capitalisti dell'industria discografica. Da 2 giorni quel pezzo dei Creedence passava alla radio. Conoscevo a memoria l'LP dell'anno prima e questo nuovo singolo prometteva bene. Tutto il contrario delle mie tasche. «Hanno fatto un'altra canzone sul Vietnam?» mi chiese Mario. «Boh, parla di correre nella giungla, ma non ho ancora capito a quale giungla si riferisce. Dovrò farmela tradurre da Silvia». Silvia era una mia amica che studiava lingue e aveva diritto al movimento studentesco. Io facevo le serali per prendere la licenza media. Avevo 23 anni e Silvia era molto bella.
Allora, non abbiamo rivelato quasi niente. Posso rivelare una cosa invece? Io un pochino. Sta leggendo ancora? No. No, volevo dire, innanzitutto leggendo subito mi sono ricordata della Casa del Disco. Perché è vero, non c'è più la Casa del Disco. E invece era una cosa obbligata, passando lì, fermarci, guardare le copertine. Quindi è stato proprio un ricordo che è riaffiorato all'improvviso. Poi, non so, io lo vorrei dire lo stesso, perché è stato un altro grande avvenimento per la Sardegna. Proprio in quei giorni era arrivato il Papa, c'era stata una visita del Papa. Si può dire assolutamente, ne abbiamo parlato anche approfonditamente un'altra volta. Era stato comunque un avvenimento importantissimo. Io stessa bambina, ragazzina, insomma, mi ricordo che i miei parenti mi avevano portato vicino all'aeroporto per vedere. Quindi questo tuo racconto io l'ho sentito in modo abbastanza così, molto vivo. Io me lo ricordo, il passaggio del Papa in macchina mentre si recava a Cagliari. Volevo dirti una cosa, le atmosfere che sei riuscita a creare sono veramente di una freschezza assoluta, perché già solamente indicare che ne so, un negozio, un tratto di strada, la Rinascente, dei luoghi che conosciamo molto bene, e poi per gli avvenimenti successivi che racconterai nel proseguo del tuo racconto, veramente entri in una storia a 360 gradi. Il tuo poi è un linguaggio, insomma, quasi cinematografico, no? Quindi riesci a vedere le sequenze così come si svolgono, quindi veramente aiuti il lettore non solo a vedere la tua storia, ma anche a rivedere eventualmente attraverso il ricordo situazioni che stai narrando. Quindi questo veramente mi ha colpito molto. Poi ti volevo chiedere una cosa, perché hai scelto proprio questo particolare contesto, questa situazione, chi è il tuo personaggio, il tuo protagonista tutto sommato? È qualcuno che ti assomiglia, è qualcuno che ti è venuto in mente, è nato per caso? No, non è nato per caso, anche se poi il protagonista, il personaggio è nato come funzione di portare a galla in maniera narrativa una parte di storia nostra contemporanea che io ho conosciuto molto bene, perché fa parte dello studio piuttosto importante, piuttosto lungo, che ho fatto per la mia tesi di laurea, avendo fatto una tesi, diciamo, di ricerca sul 68 sardo. 68 sardo che si è praticamente, questa tesi abbraccia quasi 5 anni, dei quali io, a parte, ho sentito e registrato la voce di una ventina di protagonisti e facenti parte di diversi gruppi della sinistra extraparlamentare di quel periodo, alcuni dei quali purtroppo sono scomparsi. La tesi è stata fatta 25 anni fa, forse sì, 25 anni fa esattamente, è stata discussa, e quindi è stata fatta anche 26 anni fa. E quindi uno di questi avvenimenti, che è proprio in questo quinquennio 66, diciamo 71, 72, di cui mi sono occupato, è stato proprio questa visita del Papa a Cagliari, che aveva una propaggine anche a Sant'Elia, nel senso, lui ha fatto ovviamente la messa bonaria, ha visitato i luoghi, è stato nei luoghi diciamo classici, quelli istituzionali di Cagliari. Poi ha fatto una campata a Sant'Elia, nel quartiere, diciamo così, povero, un quartiere che in quel momento stava vivendo per molti anche senza saperlo, una possibilità di essere rivoluzionato, cioè addirittura raso al suolo, per essere poi ricostruito come quartiere residenziale. Questa cosa aveva scatenato aveva creato una serie di dibattiti, però chi aveva fatto veramente qualcosa fu soltanto un gruppo di anarchici, peraltro neanche sardi, che fecero un picchetto di qualche giorno, si accamparono in strada a Sant'Elia cercando di sensibilizzare le coscienze delle persone di Sant'Elia, che molto spesso neanche lo sapevano che cosa stava succedendo nei palazzi del comune di Cagliari, e non solo del comune. E questa cosa qui io ci ho voluto buttare dentro
insieme a questa cosa che io ho raccontato più volte in circostanze proprio più storico-saggistiche, quando abbiamo parlato di 68 e di 68 sardo, ci ho voluto mettere dentro anche l'aspetto, diciamo così, sportivo, perché Alessandro ci ha dato questo assist di giocare sullo scudetto del Cagliari, e lo sport era un'altra di quelle cose, diciamo, particolarmente invise ai sessantottini, perché lo sport era molto per quelli di destra, almeno nell'immaginario popolare e politico di quel periodo, tanto che molti del movimento studentesco o degli altri gruppi extraparlamentari dicevano che i fascisti, che loro si battevano per il diritto allo studio e che i fascisti si battevano per il diritto allo stadio. Per cui questa cosa dello sport, che poi però segretamente qualcuno della sinistra non poteva certo mollarlo proprio nell'anno che il Cagliari vinceva lo scudetto, è diventato un po' diciamo, l'accendino che mi ha permesso di appiccare questo piccolo fuocherello. Sì, prego. Allora, io invece vorrei leggere un piccolo passaggio del racconto L'appuntamento. L'appuntamento è stato scritto appunto a due mani, come ci hanno raccontato gli amici di Chine Vagati, da Francesca Spano e Leonardo Uda. Con Francesca Spano noi abbiamo un appuntamento, che è solo rimandato, perché doveva venire a presentare un libro con noi, però proprio in quei giorni ci hanno tombato in casa con Covid e quindi è solo rimandato. Ed è stato illustrato da Jean-Claude, come lo vogliamo chiamare. Vorrei farvi vedere prima di tutto l'illustrazione. Non spoilerò niente, però io adoro questa illustrazione di questa ragazza immortalata in questa attesa. E non vi dirò come va a finire, naturalmente. Io l'adoro, è fantastica, dice tutto, secondo me. Questa giovane donna che attende il suo destino. E vi leggo questo passo perché c'è un altro argomento che viene sfiorato, che era importante in quegli anni. Lui: ho messo via pilla sufficiente per rifarmi una vita dignitosa in Sardegna. Non ho mai chiesto nulla di più. Già non sarà così complicato. Ho avuto tante opportunità da parte di sconosciuti. Ne avrò altre dalla mia gente. Alla peggio, non ci penserà questo generoso piano di rinascita. Mi sembra l'ennesima schironata per la nostra terra. Come avrete ben compreso, a me il gol fa cagare. Il football è la mia passione e la gloriosa maglia rosso-blu la mia ossessione. Per farvi capire ancora meglio come sono fatto, il mio campione preferito non è di quelli più in vista e nemmeno sardo, se per questo. Ma quale Riva, quale Nenè, testa alta in cedere da principe. Il mio campione è Pierluigi Cera, uno che ha avuto il medesimo destino, il medesimo ruolo dietro le quinte. Ecco il destino. Il 12 c'è Cagliari pari e quella potrebbe essere la partita della nostra vita, delle nostre vite. Qui appunto viene menzionato il famoso piano di rinascita, sul quale in quegli anni appunto i sardi riponevano grandi aspettative. Su questo non occorre che vi dica com'è andata a finire, perché lo sappiamo tutti. Però c'era se vogliamo non è nemmeno mai cominciato. Ecco, sì. Però per dire che c'era davvero tanta carne al fuoco in quegli anni. Volevo soffermarmi su questo per parlare di questo racconto. Ok. Vogliamo... Sì, no, io volevo chiedere un'altra cosa, invece, guardando i disegni così uno appresso all'altro, perché prima li ho visti nei vari racconti, poi mi sono soffermata su tutti quanti, volevo chiedere, io avrei detto, ma non lo so, forse l'avete fatto davvero, oppure è capitato, avete scelto in particolare i due colori molto cari, che sono il rosso e il blu? Oppure sì, sono venuti così? No, no, non sono casuali quei colori. Beh, qua c'è tutto Giacomo, ci può raccontare bene. Questo è un bel argomento, effettivamente. Sì, abbiamo appunto, dato che i disegnatori erano tanti, con stili abbastanza diversi tra loro. Abbiamo, diciamo, deciso di unificare tutti i disegni appunto con questa palette di colori che richiamasse
appunto i colori del Cagliari. Quindi sì, è stata una decisione studiata, non è stata una casualità, la scelta di quei colori lì. E poi la gamma, la palette di colori l'hai proprio tirata fuori tu, se non Sì, sì, erro. sì. Sì, sì, mi sono basato sui colori del Cagliari, ho fatto, diciamo, ho dato i due colori principali, appunto il rosso e il blu, con una sfumatura di viola per, diciamo, Uniformare. per armonizzare un po' e non lasciare solo i due colori, che magari secondo me sarebbe stato un po' troppo esagerata, ecco. Per ammorbidire un po' più questa palette rosso-blu, abbiamo deciso, almeno io ho proposto, di utilizzare anche questo viola un po' desaturato, un po' Sì, sì. del grigio, però Vi, poi il risultato è quello lì vi siete che avete abbinati, potuto vedere anche voi. è come dire, scrittrice, scrittore, racconto, quindi racconto e disegno, oppure ognuno di voi ha scelto quello che sentiva più vicino, o è nata prima la coppiata, diciamo così, Ah, no, No, scrittore e vabbè, disegnatore. beh, dillo tu, Dani, dillo tu. no, beh, io dico quello che c'è una parte, perché poi è una domanda a risposta multipla questa in realtà, perché sì, perché abbiamo cercato, così come la scaletta, a seconda cioè cercato di montare la scaletta dei racconti in modo che si equilibrassero le due facciate ideali, ipotetiche di questo vinile narrativo. Abbiamo fatto la stessa cosa con le accoppiate, abbiamo cercato di dare a ciascuno scrittore un illustratore che potesse, secondo noi, secondo la nostra conoscenza di tutti gli autori in campo, interpretare e diciamo rendere al meglio quel tipo di atmosfera, quel tipo di racconto. Ecco, abbiamo cercato di abbinarli così a priori. Poi sono successe anche delle piccole cose, per esempio è saltato il disegnatore che doveva disegnare il mio racconto ed è entrato Antonio Lucchi per la mia grande gioia, dispiacere per l'altro, ma che grande gioia per Antonio, che ha fatto una roba per me eccezionale. Quando abbiamo visto il disegno di Antonio ci siamo quasi spaventati, Me lo addirittura posso questo. vedere o spoiler a troppo? No, 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 no. No, i disegni li facciamo vedere di solito. Per cui, così come adesso Giacomo magari no, non lo dirà perché è suo, però quando Giacomo ha disegnato la sua illustrazione, che è per l'ultimo racconto, quello di Davide Piras, il quale proprio l'anno scorso è uscito proprio con un libro per Condages che si chiama Gigi Riva Rombo di Tuono, quindi l'anno scorso ha fatto il pieno Davide, uno scrittore di Terralba, un nostro carissimo amico che è libraio e barman. Il disegno di Giacomo su quel racconto cioè, ha fatto emozionare Davide ed è stata una cosa strepitosa, così come lo stesso quello di Sara Secci, che forse è la più piccola, più giovane del nostro gruppo, una disegnatrice stratosferica che ha 20 anni, 21 anni, che ha illustrato il racconto di Eleonora Carta. Ricordiamo, Eleonora è una giallista professionista, una grande scrittrice, tra l'altro tra i massimi organizzatori della Fiera del Libro di Iglesias, oltre che una carissima amica. E dato che sto parlando, perdonatemi, tracimo poco a poco per segnalare anche per fare un link, per raccogliere il cross di prima sul piano di rinascita, che in un certo senso esiste anche in altri racconti, più o meno in maniera strisciante, come per esempio quello di Claudia Loisi. Noi sappiamo che il piano di rinascita in realtà le uniche cose che ha favorito sono la crescita dei portafogli di Rovelli e di Moratti. Fondamentalmente adesso è banalizzante, ma grosso modo non è che sto dicendo una bestemmia. Proprio su Moratti e sulla Saras è ambientato il racconto di Claudia Aloisi, il Ponte, se non mi sbaglio. E qua dico soltanto che Claudia, insieme
Antonio Baciocchi sono due scrittori non sardi che si sono amici, che si sono calati in una realtà apparentemente lontana da loro, ma Claudia poi è un amante della Sardegna e ha già scritto un romanzo ambientato a Nevida, e Baciocchi lo stesso è uno che grazie a Dio la curiosità e l'arguzia poi per lavorare su cose anche non strettamente della sua parrocchia in senso stretto ce l'ha, e sono state due ospitate bellissime perché poi ci hanno dato modo di avere anche uno sguardo esterno e non tutto quanto rivolto da noi a noi stessi. Ecco, volevo aggiungere questa cosa. Io volevo fare un'altra domanda, visto che stiamo parlando di quanto il fumetto, cioè l'illustrazione ha permeato il racconto e quanto invece il racconto ha permeato l'illustrazione, vorrei chiedervi quanto il brano che avete scelto come colonna sonora, diciamo, di quel racconto ha intriso di sé il racconto, cioè per esempio nel racconto che ho scelto io prima era L'appuntamento di Ornella Vanoni. Ma quanto di quel racconto è nato dalla suggestione di quel brano oppure è nata dopo l'accoppiata con il brano di Ornella Vanoni? Allora, qua bisognerebbe proprio chiedere a Francesca e a Leo. Questa cosa la sapevamo anche, però non vorrei dire qualche non in particolare, ecco. in generale. Io penso che Francesca che l'abbiano un po' mescolato insieme, ecco, che ci sia un po' di voglia di fare un certo tipo di narrazione. Tra l'altro lì quel racconto è nato da uno spunto di Leo, che praticamente ha scritto la struttura base, il soggetto del racconto, poi si sono divisi le parti, no? Leo ha fatto lui e Francesca ha fatto lei. È stato proprio un gioco nel gioco, quello ed è un gioco riuscito perché tra l'altro anche quello mantiene una bella freschezza, è sempre tira sempre su, ecco. Leonardo che ci sta scrivendo, Leonardo Uda, che dice è stata contemporanea. Ok, ecco, quindi sì, era difficile scindere le cose. Per me è stata quasi una colonna sonora invece. Quando noi abbiamo dato le indicazioni, c'era da subito, insomma, quella di indicare la canzone abbinata al racconto, quindi più o meno tutti hanno seguito questa tendenza, diciamo. Chi si è fatto influenzare di più, chi di meno. Ci sono racconti anche che nel linguaggio seguono parecchio le canzoni, altri che citano dei versi, altri che insomma prendono spunto addirittura dalla canzone. Insomma, le forme, gli abbinamenti sono stati vari. Sì. Per me è stata un po' una sorta di colonna sonora anche di ritmo. Come dicevate prima, mi serviva un brano che avesse quel ritmo, il ritmo di quella corsa e di quelle corse lì. E poi c'era la giungla, no? Correre attraverso la giungla, che ha una corrispondenza anche con quello che è la giungla del nostro protagonista. Sì, ma sicuramente tornando al linguaggio, anche i racconti, parliamo di chi non è stato ancora citato, per esempio come il racconto di Alessandro Biolla oppure anche quello di Andrea Pau, che sono parecchio influenzati da questi ritmi e seguono parecchio questa. Assolutamente, mentre il racconto di Fabrizio Lobianco, che si aggruppa da Gigi Riva, va a giocare anche lì, cioè, quello è un racconto veramente di grande intelligenza, oltre che di grande simpatia. Fabrizio è un carissimo amico ed è anche lui uno scrittore di livello, nonché uno sceneggiatore sia di fumetti che di cartoni animati. E lì ha giocato con il brano proprio per
per stare nell'ambiente anche lui della festa paesana o simili, ecco, festa paesana più forte quello di Andrea Fava, però sì, che è di Mitlettoni. Sì. Allora, io volevo leggere un attimo l'inizio del racconto di Marcello Lasio. Si intitola Verso casa, l'illustrazione di Sebastiano Arangino, la musica è di Eric Clapton, Bad Boy. Non sono tanto le parole, ma il tono con cui gliele dice che lo fanno incazzare. Ormai è un classico. Gigi provoca, suo padre Vittorio incalza e Maria porta gli occhi al cielo, che di pazienza ne ha tanta. In verità non sarebbero delle vere e proprie provocazioni quelle di Gigi. L'atteggiamento è lo stesso di tutti i ragazzi. Non ci hanno capito nulla e pretendono di insegnare tutto. Per di più Vittorio non è che gli stia sempre addosso, vorrebbe solo che si creasse uno straccio di avvenire, un lavoro serio, una relazione seria, un progetto serio, insomma. A 29 anni lui e Maria avevano già una bambina di 10 e questo è un fatto. Mamma Maria invece è consapevole di essere l'unico perno intatto di un meccanismo difettoso, qualcosa che non si aggiusterà mai. Così Gigi esplode, non ce l'ha un lavoro fisso, nessun boom economico che gli possa aprire le porte al mondo produttivo né un lavoro degno di questo nome. Quelli più faticosi sono i meno remunerati e lui non intende regalare la propria schiena a nessuno. Vuole essere pagato per farlo, e tanto. Anche questo è un fatto, ma non gli deve nessuna spiegazione. La vita è un cantiere aperto e nessuno può dirgli come costruirla. I momenti della sua esistenza sono materia intima che il vecchio non può trattare. Continui a dirgli di trovare un lavoro, dunque, e che a 29 anni lui faticava già da 20. Continui a dirgli di farsi una famiglia, che mamma vorrebbe tanto un nipotino, che parlino pure, come se lui non lo sapesse cosa pensano. Lo dicano chiaramente, allora. Gigi è un surrogato e come tale non è riuscito affatto bene, ma la smettano di interpretare sentimenti per i quali lui stesso ancora rimugina per fare chiarezza. Allora, io mi fermo qui su questo racconto. Marcello adesso non è presente, però possiamo parlare un pochino anche di questa storia. È una storia familiare, quindi è un rapporto difficile all'interno di una famiglia. Quello che mi sembra interessante, c'è qui ma anche in un altro racconto, c'è una ripresa di più piani temporali, insomma, c'è l'allora degli anni appunto dello scudetto e c'è il dopo. Ecco, questo è stato trattato, dicevo, da qualcuno di voi. Il dopo è sempre stato, forse, non lo so, ha questa un po' aura negativa, non dico che sia stato un fallimento, ma comunque non ha portato quel sogno di rinascita di cui parlavamo prima, insomma, per fare prima e capirci un attimo. I giovani del 69, del 70, insomma, degli anni oggetto del vostro libro, sono giovani positivi, promettenti, pieni di iniziative, coraggiosi, intraprendenti, insomma, tanti aggettivi positivi. Anche i problemi sono problemi che riescono ad affrontare. Il dopo comincia a mostrare le crepe, no? Una grande illusione che insomma, spesso è così, almeno adesso non saprei riportarvi i titoli, dovrei cercarli un po', però ho avuto questa impressione di lettura, insomma. Voi pensate che sia successa un po' la stessa cosa anche nella nostra coscienza di sardi, no? Che ci hanno promesso tante cose e poi piano piano, insomma, queste cose non sono arrivate, o se sono arrivate solo a metà e ne vediamo ancora la mancanza. Ecco, non so, un po' di sociologia spicciola, se posso dire così. Ale, inizi tu? No, vabbè, adesso senza lanciarci in analisi che non siamo minimamente in grado di fare, però di fatto ormai il sentire comune è certamente quello che, come dice un noto sociologo, appunto, è più facile immaginare la fine del mondo che la fine di questo sistema economico, culturale, sociale in cui siamo immersi. Certamente a partire appunto dalla nostra generazione, dalla mia, da quella di Daniele, il rapporto con il futuro è sempre più difficile. Quelli forse sono stati gli ultimi anni invece in cui c'era ancora la
la volontà, la possibilità, la ricerca di immaginare esperienze anche molto diverse rispetto all'ordine delle cose, la rimessa in discussione di costumi, di sistemi economici, di culture che sembravano affermate e che invece poi si sono piano piano frantumate con il passare del tempo. Quindi certamente noi adesso ci troviamo invece in una condizione, insomma, un po' sulle macerie, ma magari noi in Sardegna, che siamo un po' periferia dell'impero, lo notiamo di più, ma in realtà è una condizione abbastanza generalizzata. Purtroppo, per fortuna, non lo so, però... Io penso una cosa, anche se posso aggiungere una piccola... Penso che nel 1968-69, facciamo anche 70, tirato un po' per i capelli dallo scudetto, ma già le crepe c'erano già anche nel 70 a livello economico e sociale in Sardegna, perché il piano di rinascita aveva già mostrato la sua vera faccia e non solo il piano di rinascita. Io penso che non sia stato soltanto una questione di cose promesse e non date, perché sembra che poi siamo sempre lì nel nido col becco aperto, aspettando che qualcuno da fuori ci venga a portare le robe in bocca. Penso che sia anche la Sardegna che si è promessa qualcosa che non ha saputo mantenere a se stesso, in certo senso. Cioè, credo che anche noi dobbiamo essere autocritici e al punto non di distruggerci, ma di vedere anche le nostre di responsabilità. Forse si poteva scegliere di non abbandonare così tanto le campagne e l'agricoltura certe volte anche la pastorizia, per dedicarsi alla petrolchimica, e poi dopo che la vampata petrolchimica ha portato soltanto disoccupazione, povertà maggiore di quella che doveva combattere e inquinamento che ancora non abbiamo visto tutto, non siamo stati più nemmeno capaci di fare il passo indietro in maniera non per tornare al Medioevo, ma per ritornare alla campagna con la conoscenza e con l'esperienza maturata. Ecco, questo è un problema che abbiamo noi. Non è che ci ha costretto nessuno a non tornare alla campagna e a lasciare tutto quello che potremmo utilizzare così, diciamo, incolto o addirittura a discarica, adibito a discarica. Adesso anche qua, per farla un po' spicciola e banale, però questo è un momento, cioè c'è stato tutto il fiorire del neosardismo, che ha avuto anche chi sia d'accordo o no, questo non è un problema, non è neanche un mio problema in questo momento, che ha avuto anche dei picchi abbastanza importanti anche a livello politico, che forse è riuscito a spingere benino fino agli anni '80, e poi guardiamo come è finito. Insomma, ci sono tante cose e chi ci ha rimesso di più. Qua torniamo al racconto di Marcello, che secondo me ha fatto veramente uno dei racconti più azzeccati che abbia mai scritto in vita sua, con questo racconto qua. Chi ci ha rimesso di più poi sono anche le relazioni personali, sono anche le relazioni familiari, sono anche le cose spicciole che sembra che non c'entrano niente con i grandi numeri, con la grande economia, con la società, invece sono la base della società. Adesso che hai parlato appunto di società e di cambiamenti anche epocali, se vogliamo, vorrei appunto soffermarmi su un altro racconto. Di questo racconto io amo tantissime cose. Amo questa illustrazione, che è fantastica. Elena Murgia, sì. Elena Murgia, sì. Amo il brano che avete citato è un brano dei Velvet Underground che io adoro. E, questa figura mi fa pensare, crea tante suggestioni in me. Il racconto e anche l'illustrazione mi ricorda le prime donne a rockettare dell'epoca, cioè cominciavano ad affermarsi sulla scena sul panorama musicale. Penso a John Baez, Patti Smith, penso a Nico dei Velvet Underground, cioè figure veramente di spessore che cominciavano
appunto a farsi luce, anche con una grande personalità. E poi c'è un aspetto appunto un cambiamento epocale della società che ho annunciato prima, che viene sfiorato elegantemente, ed è il fatto che in quegli anni c'erano le prime coppie che divorziavano, perché appunto abbiamo assistito in quegli anni per la prima volta al crollo del mito per quanto riguarda l'ordinamento giuridico italiano, perlomeno parlo da giurista ammalata di giurismo, il crollo del mito dell'indissolubilità del matrimonio. Cioè è stata una rivoluzione copernicana all'interno del nostro ordinamento giuridico, così permeato di cultura cattolica, ecco. Quindi, e voi lo sfiorate qua, lo sfiorate, e quindi tanti spunti anche in questo racconto, complimenti. Il racconto non l'ho detto, perdono, non lo so pronunciare, aiutatemi. Spooky Alec. Spooky Alec. Che vuole rimanere purtroppo per tutti voi anonimo. Vabbè, caro Anonimo, ti faccio tanti complimenti. Riferiremo, grazie. Riferiremo e ringraziamo. Anche secondo me questo è una bella pezzo del puzzle, perché effettivamente poi c'è una sfaccettatura e un arcobaleno di colori più nel testo che nel disegno, che abbiamo detto già sul colore e che lavoro è stato fatto. E da questo punto di vista, io a questo punto li abbiamo citati quasi tutti, vorrei ricitare quello di Andrea Pau e quello di Giacomo Pizzalis, che sono tutti e due ambientati nei piccoli paesi della Sardegna, che può essere in Campidano o in altre zone della Sardegna, però ecco, non è un libro Cagliari-centrico, e addirittura ci sono anche delle storie che arrivano da fuori e vengono qua e poi tornano fuori, o che si svolgono completamente fuori, come quella di Baciocchi. Abbiamo cercato di dare un po' di inquadrature un po' differenti, ecco, nel nostro piccolo, speriamo di esserci un po' riusciti. Sì, uno spaccato veramente ad ampio raggio, diciamo così, nella nostra società dell'epoca. Sì. E poi davvero una serie di sguardi che sono tutti originali, tutti insomma permettono di mettere luce su delle piccole caselle, quindi c'è anche una grande varietà di temi, di situazioni. Insomma, io l'ho trovato veramente un libro molto interessante, godibilissimo. Non a caso mi sembra che le illustrazioni, i graphic novel, insomma i fumetti stanno veramente prendendo piede, mi sembra, anche sul mercato editoriale rispetto a qualche anno prima. Io seguo sempre, non so, le trasmissioni che parlano appunto di libri in TV, c'è sempre, in qualunque canale, insomma, ci sono degli appuntamenti settimanali che guardo sempre, c'è sempre lo spazio per il libro illustrato, ecco, chiamiamolo così in senso generale. E quindi anche il vostro lavoro, voglio dire, è perfettamente in sintonia con questa tendenza importante. Noi veniamo per generazione dal libro illustrato, no? I libri che ci regalavano da bambini avevano sempre tante illustrazioni, o comunque anche se erano libri per ragazzi più grandi, però almeno 4 o 5 disegni all'interno del libro, tanto abbiamo letto gli stessi libri nello stesso periodo, ed erano un aiuto anche alla comprensione del testo importantissima, cioè ti permetteva di immaginare la situazione. Oggi la società è più legata all'immagine, al film, al cinema, a tutte queste cose, però un libro come il vostro davvero permette di far sognare di nuovo, e questo è un grandissimo merito, insomma, con un disegno moderno, sicuramente moderno. C'è da dire che per la prima volta negli ultimi anni ha avuto un prestigioso riconoscimento appunto la graphic novel di Zero Calcare, cosa che 20 anni fa sarebbe stata impensabile, appunto ottenere appunto riconoscimenti così prestigiosi, perché appunto come ne stavamo chiacchierando prima di iniziare la diretta, c'è ancora tanta fetta di pubblico che definisce il fumetto il disegnetto, però c'è tanto di più, c'è un messaggio molto importante che viene trasmesso attraverso il fumetto, c'è l'ironia, c'è la satira di costume, c'è anche il voler promuovere
la solidarietà, l'aggregazione, appunto sono tanti i messaggi che lancia un fumetto, diciamo, tra virgolette, impegnato come quelli che ci sono, e ce ne sono tanti di qualità, ecco. E voi avete mai pensato di fare per esempio delle strisce animate, qualcosa di animazione con i vostri fumetti, di realizzare un Eh, corto? Sì, anche se in Chine Vaganti in questo momento non è mai stato e non è ancora possibile farlo perché avremo bisogno di professionalità che non abbiamo. Ecco, per esempio, alcuni animatori, utilizzatori di certi software, soprattutto quelli più moderni, più recenti che si stanno usando oggi. Però alcuni di noi hanno già avuto, a parte Fabrizio, che anche se non è di Chine Vaganti, è un amico carissimo con cui diciamo camminiamo insieme dall'inizio, quindi da più di 20 anni. Fabrizio Lobianco, che è uno sceneggiatore appunto di cartoni animati, ha lavorato con le Spike Team, il cartone sulla pallavolo di Andrea Lucchetta, l'ex campione italiano di pallavolo. Ma anche altri di noi, anche io recentemente ho co-sceneggiato un corto su Sadia de Sardegna con Condages, un progetto finanziato dalla regione con la Sardegna Film Commission, quindi stiamo cominciando a assaggiare alcune cose di questo settore. Marcello si sta occupando più di cinema in senso non di animazione, però anche lui, io mi ricordo già dai primordi di Chine Vaganti che scrisse una storia che era un cartone animato di fatto, poi non avevamo ancora le competenze per poterci davvero pensare, per cui sì, c'è sempre questa idea e speriamo che oggi con tutto quello che sta succedendo anche a livello nazionale, finalmente l'animazione sta di nuovo tornando, perché noi avevamo una grande tradizione di animatori, sta di nuovo tornando e stanno finalmente reinvestendo. In Sardegna ci sono stati dei corsi fenomenali per animatori negli ultimi, forse alcuni sono ancora in corso, sempre promossi dalla Sardegna Film Commission con i finanziamenti regionali e credo anche europei, non lo so, non mi ricordo bene l'origine dei finanziamenti. Concorsi anche diciamo professionalizzanti molto di grado molto elevato, che stanno producendo di nuovo una nuova generazione di animatori, perché grazie a Dio le storie ce le abbiamo, i disegnatori ce li abbiamo, gli sceneggiatori e gli scrittori ce li abbiamo. Stiamo andando ad animare in Polonia piuttosto che in Corea, dove costa niente, però poi ci stiamo perdendo la peculiarità, quindi se riuscissimo a riportare in Italia alcuni poli dove si fa l'animazione, probabilmente anche qualcuno di Chine Vaganti avrebbe le carte in regola, se non altro per provarci. Allora, Giacomo Puzzo ha illustrato il racconto, uno dei racconti secondo me più belli, Il poeta del mare di Davide Piras. E questo insieme al disegno di Aroffu, si vede? Insieme al disegno di Aroffu, no? Fallo tu allora. L'altro è questo. Allora, questo è l'illustrazione del poeta del mare, ok? Che avevo già mostrato prima. E questa è quella che è l'illustrazione del racconto Il Ponte, giusto? No? Sì. 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 E sono gli unici due disegni, mi pare, che colgono invece una Cagliari dall'esterno, no? Si vede un po' quello che è il paesaggio della città con i luoghi riconoscibili. Quindi un racconto veramente bello dove andiamo invece sulla parte un po' più intima, no? Sul protagonista, su questo vecchio senza nome che ha un passato forse misterioso, insomma, alla ricerca di un figlio che deve tornare. C'è moltissima poesia, ma c'è anche molta solidarietà, c'è un mondo di persone che stanno vicine anche agli ultimi, che conoscono le fatiche della vita, insomma, ci sono tanti buoni sentimenti, una bella storia a lieto fine, con sullo sfondo appunto la grande vittoria del Cagliari. Quindi volevo chiedere qualcosa a Giacomo su questa illustrazione, se ci vuoi raccontare qualcosa, perché hai scelto questo taglio, questa immagine, questa grande bottiglia allora, che presenta un po' i biglietti che lui lancia al mare, oppure anche la bottiglia del vino, insomma, quindi anche l'alcol, se vogliamo.
Sì, allora, diciamolo, per concepire l'illustrazione io mi sono un po' ispirato alla canzone che ha scelto Davide, al pescatore di Fabrizio De André, perché comunque sia, non lo so, mi già da subito, a parte che a me piace un sacco De André, mi piace un sacco quella canzone, quindi ho voluto comunque in fase di progettazione dell'illustrazione proprio l'ascoltavo in loop, la canzone lì. Poi diciamo che il taglio è venuto, quel tipo di taglio così, facendo, perché io solitamente quando progetto un'illustrazione faccio diverse bozze per vedere un po' diversi punti di vista, diverse angolazioni. E diciamo che alla redazione ho presentato la bozza che poi è diventata l'illustrazione finita con la bottiglia, diciamo, in primo piano, e io ho voluto aggiungere mannaggia a me, perché mi è costato un sacco di tempo per trovare un riferimento fotografico che ho dovuto scattare io stesso. Ho voluto diciamo aggiungere un cosiddetto easter egg, una sorpresa nella bottiglia, che c'è appunto un riflesso di una imbarcazione. Sì. Che ci ho messo più tempo a scattare, a trovare la foto giusta che a realizzare tutta l'illustrazione. Sì. Ho dovuto prendere barche, pescherecci, miniatura, bottiglie, ho dovuto cercare bottiglie a casa quindi è stata un'impresa, diciamo, mi sono voluto mettere alla prova. Ascolta, qui mi potete rispondere un pochino tutti. Chi sono le persone che frequentano i vostri corsi? E se uno fa un corso da voi, fa solo illustrazione, fa anche testo, come funziona? Come sono organizzati? Giusto per dare magari anche un'idea a chi potrebbe essere interessato. A Cagliari dove si tengono? Mi sembra di capire che lavorate soprattutto a Cagliari adesso. Allora, a Cagliari stiamo facendo non come Chinevaganti. Sì. Io e Andrea facciamo docenze alla scuola di fumetto Fumè, diretta da Massimo Dall'Olio, che è un altro carissimo amico, un grande disegnatore, uno dei più grandi interpreti del manga, secondo me, a livello almeno europeo, perché non è facile per uno non orientale fare i manga, anche se in tanti ci provano, ma in pochi ci riescono, e lui è uno di quelli che ci riesce. E Marcello all'Accademia d'Arte di Cagliari. Come Kinevagan, quindi lì l'utenza è un'utenza, diciamo, già più interessata anche magari a conoscere il mezzo fumetto, il mezzo di comunicazione fumetto a livello un pochino più approfondito, perché si tratta proprio di una scuola vera e propria, dove ogni docente ha delle materie ben specifiche, e dove noi diamo una panoramica ad ampio spettro di quelli che sono tutte i settori di interesse e di lavoro del fumetto, ciascuno nel proprio. Mentre i corsi e i laboratori che facciamo come Kinevaganti o come singoli di Kinevaganti spesso sono legati o a collaborazioni con insegnanti, con docenti della scuola, dalla primaria alla secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado. Abbiamo provato più o meno tutte e periodicamente le facciamo, e non sono solo di fumetto, ecco. In questo caso sono laboratori che fino a qualche anno fa erano anche molto interessanti, perché le scuole avevano qualche soldo in più, per quanto poi i pagamenti fossero sempre molto, molto striminziti per noi. Però avendo qualche soldo in più si potevano fare anche corsi di 20-25 ore, io ne ricordo anche di 30 ore. Oggi voi, perché le leggi, comunque i regolamenti anche a livello regionale, come per certi progetti come iScola, hanno un po' stravolto tutto e cercano di fare mille laboratori di 1000 cose diverse di 3 ore ciascuno. Praticamente i bambini li sballotti da una parte all'altra e non capiscono niente di nessuna cosa. Invece bisognerebbe farne 1 o 2 di una cosa e farlo bene. Qua lo dico
assumendomene tutta la, come dire, tutto quello che sto dicendo, lo sto dicendo proprio convinto di dirlo, e lo dico per me. No, perché poi diventa difficile per i docenti che ci odiano alla fine, perché giustamente hanno 15 esperti, ognuno con una testa diversa, ognuno con un'impostazione diversa, ognuno che stravolge i bambini in un modo diverso, e quindi loro si ritrovano ogni volta che usciamo dalla classe con tutto una baraonda che non si capisce più niente. E nessuno di questi 15 progetti di 3 ore ciascuno va a destinazione, perché con 3 ore cosa fai? Non puoi produrre un giornalino come si faceva prima, non puoi fare una mostra, non puoi fare una presentazione ai genitori a fine anno, non puoi fare niente con 3 ore, sono spot, sono laboratori spot, e questa cosa dovrebbe cercare di essere messa proprio a finire, perché non si può lavorare così, e sono soldi buttati da parte della regione in questo modo, o degli enti che li finanziano. Devono fare i laboratori veri e propri, poi gli workshop li facciamo alle fiere, agli incontri estemporanei, ci sono tanti modi di fare questo, adesso è tutto a spot, funziona. Quindi scusate lo sfogo, però è una cosa importante, perché secondo me, cioè, a parte una questione di professionalità e di lavoro, è una cosa dove uno ci ha investito una vita, ed è una vita abbastanza, diciamo, poco remunerativa. Se poi quel poco remunerativo diventa anche un'acrobazia continua, diventa proprio complicatissimo muoversi. A prescindere da questo, comunque noi abbiamo fatto, sia come Chine Vaganti, sia come singoli soci di Chine Vaganti, lavoriamo tanto con fiere e festival letterari, dove abbiamo dei laboratori, sia quelli da fiera di poche ore, sia quelli con le scuole legati alle fiere di un po' più impegnativi, sia singolarmente direttamente o con scuole o con pubbliche amministrazioni come biblioteche comunali, centri di aggregazione sociale, e non sono solo fumetti, dicevo, ci sono, quindi fumetti va sia su testo e disegno, noi cerchiamo sempre di dare un pacchetto completo, base ovviamente, perché non sono corsi professionali, sono corsi di introduzione al fumetto, però l'introduzione al fumetto devono capire persone, anche se sono bambini, anzi meglio perché sono più freschi, come si costruisce un fumetto, da dove si parte, e tutti i vari passaggi fondamentali che ci sono. Quindi cerchiamo sempre di dargli una cosa, andiamo almeno sempre in due, uno per i testi, uno per i disegni, e lavoriamo insieme, perché poi nel fumetto queste due cose non lavorano a rete parallele, ma lavorano intrecciandosi, continuamente confrontandosi. E poi ci sono stati laboratori, ci sono, di narrativa, quindi di scrittura, tra virgolette, pura, di illustrazione, e laboratori anche, io ne ho fatto tanti di teatro e di comunicazione pubblicitaria, e lo stesso Andrea, Gian Claudio, e poi via via tutti quelli, Marcello, tutti quelli che sono stati un po', che sono passati, molti di quelli che sono passati in Chine Vaganti in questi anni, si sono anche inventati dei laboratori che non c'erano. Giacomo ha partecipato anche con cose di muralismo, perché lui si occupa anche di muralismo, quindi la panoramica è ampia, sia perché siamo costretti, oggi non c'è più lo scrittore di libri, di romanzi e basta, il fumettista e basta, siamo costretti anche da questo mercato che è un po' impazzito a doverci un pochino, a dover saltare da un fosso all'altro e fare una volta un racconto, una volta un'illustrazione, una volta un fumetto, una volta qualcos'altro, eccetera. Bene. Va bene, non so. Io vorrei giusto, prima di chiudere, fare 2 domande. Allora, ad Alessandro, se avete un progetto in cantiere, anch'io volevo chiedere questo. sì, che sei stato lì zitto per un po', che stai tramando qualche nuovo sta progettando un'altra roba. No, in questo momento non c'è nessun progetto collettivo all'orizzonte, c'è qualche idea, ne abbiamo discusso anche con Daniele, però nulla di concreto. Siccome l'associazione poi l'anno scorso, oltre che su questo libro, è stata impegnata anche in un altro progetto che credo uscirà a breve, quindi insomma abbiamo bisogno adesso di staccare un po' e poi vedremo insomma cosa organizzare. Fondamentale che vogliamo dare a chi ci sta ascoltando è dove possono andare ad acquistare questo libro.
che abbiamo presentato. Che, qualcuno... Sì, il libro si può acquistare dalla nostra pagina Facebook, cioè nel senso chi è interessato ad acquistarlo ci può contattare tramite Facebook e noi gli spediremo il libro a casa, o comunque se in realtà adesso non si può perché è zona rossa, però se la zona rossa passerà e ci si potrà muovere, se magari vengono a San Gavino glielo possiamo dare di persona, o se no appunto direttamente con un messaggio dalla nostra pagina Facebook. Poi resta inteso che poi è possibile comunque ordinarlo in libreria, sì. Anche se la libreria in quel momento non dovesse averlo, ecco, lo si ordina in alcuni giorni il libro in libreria, quindi non è un problema. Oppure anche dal sito web della casa editrice. Sì, noi in zona siamo disponibili a poter soddisfare alcune esigenze, perché ce li abbiamo un po' e possiamo assolutamente farlo per chi è vicino a noi, soprattutto anche perché è lontano con una spedizione, come diceva Giacomo, però canali ci sono. Penso che la nostra cartolibreria si sia già mossa la sorgente. La casa editrice è una casa editrice sarda, catartica, vero, di Sassari. E quindi è possibile in pochissimo tempo. C'è una domanda che ci fa Roberto Arba. Ci chiede come si può acquistare, se si acquista come ebook o è un cartaceo. Allora, come ebook non credo che sia stato messo in progetto. Correggetemi se sbaglio, Alessandro. Credo di no, cioè che io sappia no. Per ora c'è solo cartaceo. Quindi come nelle modalità che abbiamo detto prima, o in libreria magari si ordina se non la libreria non ha a disposizione immediatamente il libro, se no potete contattare noi di Chine Vaganti dalla nostra pagina Facebook, ci mandate un messaggio e noi provvederemo a mandare il libro, a spedire il libro. C'è da dire che con un libro, io qua al di là della scrittura, così non lo sto dicendo perché ci ho messo anche io qualche scarabocchio di scrittura, con un libro come questo, con 12 illustrazioni così, questa di Nicola Murtas non l'avevamo ancora fatta vedere, per esempio, e con una copertina che è la 13ª illustrazione, così, io francamente consiglierei, anche se ci fosse l'ebook, di prenderlo cartaceo. Sì, infatti. Allora, visto che hai fatto vedere, io ne devo far vedere un'altra di illustrazione, perché cioè, alla fine mi sembra di fargli torto se non la faccio vedere, perché davvero per me è fantastica. La stavo già preparando anche io, vediamo se è la stessa che ci siamo... Lui. Ok, queste sono 2 o 3 quelle che non avevo ancora visto. Questa è straordinaria. Sì, questa è una figata, questa qua. Questa è straordinaria. Questa è di Marco Melis. Esatto, da un racconto di Alessandro Biola che non abbiamo citato prima, che tra l'altro lui si va a cercare a giocare, a parte con la lingua, perché lui è quello di noi che probabilmente ha gli strumenti linguistici più evoluti, e fa un lavoro proprio sulla lingua che vale a prescindere anche da quello che racconta. e poi c'è il pugilato, che quello è un'altra cosa interessante nella Sardegna di quell'epoca, una cosa molto molto interessante. Poi c'è questa che è di Luca Usai, altro socio storico di Chine Vaganti, nonché autore di disegnatore di Topolino da tanti anni. E a questo punto mi sa che ce ne manca solo una, per fare un torto a nessuno. Aspetta, che cosa ci manca? Quella di Maurizio Nonnis, del racconto di Giacomo Pizzalis, che è questa. È questa una storia ambientata questa è un paese di provincia. Della canzone di Orietta Berchi, quella. Esattamente. Esatto, sì. Anche quello di Alberto Vacca. Quello di Alberto dal racconto abbiamo citato di Fabrizio Loviano, ma non abbiamo fatto fare l'illustrazione. Hai ragione. Questa era quella di Alberto Vacca nel racconto
Ah sì, tutta colpa di Gigi Riva quella, giusto? Di Gigi Riva, sì. Sì. L'apoteosi quel racconto, proprio, E guarda. anche Alberto è un altro dei giovani di Chine Vaganti che in questi anni ha partecipato a diversi progetti Sì, con della mia loro. generazione poi, perché siamo entrati in associazione lo stesso anno tramite lo stesso corso. Scusate, sto leggendo un commento di Roberto Alba che risponde e dice: ma senza spostarvi da San Duri, perché lui abita a San Duri, allora in zona rossa, mi inventerò una visita all'ospedale per andare a San Gavino. Ah, ok, tanto io abito vicino all'ospedale, Quindi sei a posto. Va bene, insomma, siamo d'accordo su questa cosa. Non so se c'è altro, io una cosa ce l'avevo che diciamo così, posso dirlo anche se a cuor leggero, anche se non lo dovrei dire, perché tanto non ne sa niente ancora nessuno. È una riflessione che ho fatto in un passaggio del libro che sto finendo di revisionare in questi giorni, che spero che presto potremo annunciare. Però non è per quello che si dice questa cosa, che prima parlavate del futuro, no? Della visione del futuro che comincia a diventare molto, molto problematica per le generazioni di oggi, ma già che ha cominciato proprio con il post scudetto, diciamo così, per intenderci. Ecco, io credo questo, che fino a quando abbiamo pensato la fantascienza al futuro, c'era una possibilità ci stavamo dando ancora una possibilità. Oggi che per pensare alla fantascienza bisogna pensare al passato, dobbiamo veramente stare molto attenti a questa cosa qua. Ecco, piccola riflessione. Ascoltami, Che potrebbe spalancare un mondo parallelo, però magari lo facciamo un'altra volta. adesso mi è fatto venire in mente l'androide paranoico di la galattica per gli autostoppisti, non facciamo queste cose. Bellissimo. Che gran film. Libro e film, bellissimo. E che libro, sì. Va bene, quindi cosa vi possiamo dire? Addio e grazie per tutto il pesce a questo punto. Grazie a voi per l'ospitalità e a tutti quelli che hanno collaborato anche insieme a voi a fare questo evento. Grazie, davvero grazie. Sì, è stato piacevolissimo. Grazie ancora, davvero, è stata una bella serata, un bel momento vissuto insieme, avrà tante visualizzazioni e spero di avervi di nuovo ospiti quanto prima con nuovi lavori. Grazie a voi, speriamo la prossima volta dal vivo. Sì, magari. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno seguito, anche che vi mandano i saluti, ringraziano. Grazie. Grazie a voi, a tutta l'associazione, siete delle belle persone. Grazie, arrivederci. Grazie. Ciao, grazie a tutti. Ciao ancora. Ciao, buona serata, ciao, grazie. Ciao. Buona serata a tutti. Cosa mi sembra?